flessibilità che dà questa normativa. Parlando con l'architetto Raccanello io mi sono anche permesso di dare una lettura di quello che ci potrà accadere nel 2021, perché oggi la Ragioneria dello Stato ha frenato molto, perché stiamo parlando di importi che sono anche superiori a quello che magari il privato andrà a spendere, e quindi la Ragioneria fa dei conti che sono basati sul mancato introito. Quindi loro, per dare la sostenibilità alla norma, fanno una valutazione di che mancato introito avranno le casse dello Stato e gli dà il suo giudizio. Non fa mai il discorso inverso, cioè non va a ragionare su quanti soldi entreranno per merito di questa legge. La storia e i casi che ci sono stati anche su altri paesi hanno dimostrato che quando ci sono queste leggi che favoriscono la spesa, intanto abbiamo l'azzeramento dell'evasione fiscale, che già per l'Italia sarebbe un successo, e poi si sono accorti che il gettito è nettamente superiore al mancato versamento delle imposte. Quindi fra i lavori diretti e tutto l'indotto noi siamo sicuri che lo Stato avrà un risultato eccezionale, sia sotto forma di nuovo lavoro, nuovi posti di lavoro e soprattutto denaro speso, denaro circolante, perché a differenza degli altri paesi europei l'Italia, come voi ben sapete, ha i propri cittadini che hanno dei depositi bancari di notevole entità, cosa che all'estero non esiste. Quindi molti saranno invogliati a spendere i quattrini che oggi mantengono in banca e pertanto non ci sarà neanche il problema dell'indebitamento, probabilmente. Sicuramente qualcuno dovrà andare ad attingere alle banche o magari a cedere questi bonus, però la gran parte delle persone noi siamo convinti che avendo dei denari in giacenza, con una possibilità di questo tipo li userà, e pertanto ci sarà una circolazione di denaro che oggi è bloccato perché le persone hanno molto timore a spendere, a investire, a fare questi tipi di interventi. Pertanto noi crediamo che i risultati saranno importanti. Se i risultati quindi avranno questa valenza che noi tutti ci aspettiamo, credo che ci saranno anche degli ampliamenti per l'applicazione di questa legge, e se i vostri rappresentanti nazionali sapranno farsi valere o comunque rappresentare bene le vostre necessità, io credo che non vedo ostacoli ad ampliare un attimino la platea che oggi si limita a parlare di edifici residenziali o direzionali, perché dobbiamo sfatare un momentino anche le sortigerie che c'è a Castello è ricco, no? Tante volte il castello è un costo, no? Perché mantenere una struttura di quel tipo non è come mantenere l'appartamentino in montagna o al mare, no? Ha dei costi. È vero che sicuramente che chi ha il castello probabilmente non ha un reddito o comunque ha un patrimonio di una certa valenza, però questi edifici costano, e mantenerli, come dicevo prima, in una forma dignitosa dà pregio al territorio, dà pregio alle città, dà pregio ai nostri beni culturali, e quindi crea un indotto sicuramente importante, non dobbiamo dimenticarci neanche di questo. Quindi questo io credo che sia a grandi linee quello che tutti noi ci stiamo aspettando da questa normativa. Il 18 dovrebbero uscire queste benedette linee guida, il 18 stranamente è un sabato, quindi ho dubito che usciranno le linee guida il sabato, però io credo che la prossima settimana qualcosa di più preciso avremo sicuramente. Ecco, io l'altro giorno quando abbiamo parlato un po' del tema, ho detto questo, sì, questo del 100-110 è la novità, ma noi in questi anni abbiamo già operato, no,
col 36, che poi è arrivato al 50, che è rimasto inalterato. Col 65 per l'ecobonus energetico, sì, che è rimasto inalterato. Assolutamente. Allora adesso ti chiederei, dal tuo punto di vista e dalla questione della cessione del credito o dello sconto, se ci limitiamo a questo 50 o 65, perché qui no. siamo ancora sicuri, no? Allora, sono due cose diverse. Sì. Il 50 è riferito alla ristrutturazione, Sì. Quindi io ristrutturo un immobile e tutte le opere che vado ad eseguire all'interno dell'immobile posso scontarle, cioè posso recuperare il 50%, ma lo recupero nella mia dichiarazione dei redditi, in questo caso in 10 anni. C'era anche la cessione? No, assolutamente, mai stata. La cessione è stata inserita l'anno scorso nel decreto crescita per quanto riguarda l'eco e sisma bonus e basta. Quindi la cessione è riferita solo al sisma bonus, quindi stiamo parlando di opere meramente strutturali, quindi tutte le altre opere complementari non sono cedibili, mentre l'eco bonus tratta tutto quello che va a migliorare le caratteristiche energetiche del fabbricato, che era praticamente il 65% che parlavi. Quello invece è cedibile, ma per essere cedibile devi alzare di 2 classi energetiche, devi migliorare di 2 classi energetiche l'immobile esistente, se no non cedi per il momento. Poi se scriveranno che si potrà cedere anche, perché se tu non aumenti di 2 classi vai col 65%, quindi bisogna vedere se loro amplieranno anche al 65%, cosa che non credo sarà così, però non lo sappiamo, perché la cessione è vincolata all'aumento delle 2 classi. Questa è la differenza. Le leggi precedenti sono tutte rimaste tale e quali, non sono cambiate. Ecco, non hai parlato dello sconto. No, dico lo sconto, lo puoi fare. Nel caso del sisma bonus devi aumentare di 2 classi, migliorare di 2 classi sismiche l'immobile e quindi tu puoi fare il 110% se lo recuperi, se lo sconti il 100% del tuo intervento, ma devi aumentare di 2 classi. Se l'aumenti di una, invece del 110 avrai credo l'85 e sarà cedibile. Se fai solo un miglioramento sismico userai il 50%, ma non credo sarà cedibile. Questo dobbiamo aspettare per saperlo. L'eco bonus invece è la stessa cosa. L'eco bonus avrà il 110% tenendo conto di tutti i massimali che loro hanno messo per il cappotto, per l'impianto termico, tutte queste cose qua che adesso usciranno comunque precise. Tu avrai la possibilità di detrarre il 110% della tua spesa nella dichiarazione dei redditi in 5 anni. Se lo fai direttamente. Se te lo tieni, il bonus. Se tu lo cedi il 100%. Stessa roba. Però devi aumentare di 2 classi. Se non lo aumenti di 2 classi, torni col 65%, quindi vai in 10 anni e non è cedibile. Ecco, tu mi parlavi anche che la cessione ha un costo. Ecco, questo è il caso di dire quanto costa questa cessione. Nel vostro caso, perché ci sono i casi sono differenti. Allora, lo Stato ha messo dei limiti di spesa, perché diciamo che il 110% è stato studiato più per i condomini che per le unità, diciamo, immobiliari singole. Allora loro cosa dicono? Il condominio può spendere, erano partiti con 60.000, poi adesso lo porteranno a 30.000 probabilmente, per alloggio, per eseguire il cappotto, quindi, o comunque migliorare l'isolamento dell'involucro. Poi dicono, per ogni singola unità era previsto 30.000 per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione, adesso probabilmente lo porteranno a 15 o a 20, che è già tantissimo. Cosa succede? Chi si propone per fare i lavori avrà un preziario, farà un preventivo, farà un computo metrico. Alla fine, se i condomini decidono di cedere il credito,
che il preventivo sia di 100 o di 120 non mi cambia niente. Quindi i preventivi saranno un attimino ricaricati di quel 20% che tutti chiedono per poter acquistare il credito. Quindi il cittadino non avrà nessun tipo di svantaggio. Anche gli istituti di credito. Gli istituti di credito cosa faranno? Stessa cosa, perché nessuno te lo sconta gratis e nessuno ti mette gli interessi di legge. Infatti molti istituti di credito si sono già appoggiati alle multi-utility che possono essere Gabetti, NRX e gli gireranno la patata. Questi ugualmente, come stanno facendo adesso nei condomini che hanno realizzato già in città, aumentano un po' i prezzi. Allora, cosa succedeva? Prima che si riusciva ad ottenere il massimo l'85% del bonus, sicuramente tutti i condomini dovevano mettere un delta. Quindi lì cosa succedeva? Che anche il valore cioè l'importo del contratto era importante, perché ti dicevano mi devi lasciare sull'importo del contratto il 20%. Quindi tu recuperavi l'85%. Io per comprarti il bonus ti chiedevo il 20%. Quindi lì l'importo contrattuale era importante. Oggi col 100% non è più importante. Ecco questo. Scusa Roberto, mi senti? Sì. Sì, si sente molto male. Troppo basso? Troppo basso? È un po' basso, sì, ma poi soprattutto forse il microfono era un po' lontano da voi. Devi parlare più vicino. Alzare la voce. Va bene. Prova adesso. No, spero adesso che si senta meglio. Sì, molto, molto meglio, grazie. Ok, grazie. Allora rifaccio l'ultimo concetto. Sì. Fino a dicembre, che c'era già la cessione dell'ecosisma bonus, il massimo che si poteva cedere era l'85%. Quindi cosa succedeva? Su base 100 di preventivo, 85 chi faceva il lavoro poteva scontarlo in fattura. Per scontarlo in fattura però chiedeva minimo un 20-25% di marginalità. Quindi il cittadino doveva implementare diciamo la spesa, cioè non pagava al 100%, però fra la differenza che c'è fra il 100 e l'85 e il 20% che chiede, un 35% va a tirarlo fuori. Oggi cosa succede? Che siccome lo sconto è del 100%, che io faccia un preventivo di 100 o di 120 non cambia niente. Quindi oggi cosa hanno trovato? Trovano un sistema che aumentano un po' più il preventivo, quindi mettono, non so, il prezzo pieno, non hanno interesse a fare gare, perché ci sono dei prezzi tabellati. I prezzi tabellati sicuramente hanno una marginalità che in una gara libera tu non hai. Metteranno il prezzo massimo tabellato e a quel punto il cliente firmerà un contratto con il prezzo massimo tabellato e chi riceverà il credito avrà la sua marginalità. Quindi per l'utente finale sarà un vantaggio in tutti i casi. Mentre per i vostri beni, che sono, cioè nel vostro caso è diverso, diciamo che voi, se dovrete fare i lavori, dovete vedere quante unità ha l'immobile, perché con un'unità sola, con i massimali che ci sono, sì, non riuscite a fare tutto il lavoro. Si dovrà sicuramente intervenire finanziariamente. O moltiplicare le unità. Sì, però moltiplicare le unità bisogna stare attenti, perché l'Agenzia delle Entrate ha già messo tutti su chi va là, cioè chi fa artatamente l'aumento delle unità immobiliari senza motivo valido comincerà a fare delle riprese, quindi rischiamo di far saltare tutto il palco, no? Quindi la cosa importante per voi, io credo in questo momento qua, è intanto capire se uno ha una dimora storica, se è un'unità sola. Se è un'unità sola, purtroppo la possibilità di avere un agio finanziario è minima, perché gli interventi sui negozi stabili sono molto onerosi, quindi avendo solo la possibilità di ottenere un bonus solo è poco. Se invece avete più unità, allora lì si possono fare dei ragionamenti diversi. Teniamo conto che le unità devono essere unità autonome, quindi le pertinenze non sono considerate, mentre nelle normative vecchie si teneva conto anche delle pertinenze. Quindi oggi le pertinenze sono cancellate.
Quindi se uno per esempio ha una cantina, una volta era considerata unità, oggi non è più unità. Ecco, mi ricordo che l'altro giorno anche dicevi che questo 20% che è questo costo, diciamo, Sì, dell'operazione. Sì, dell'operazione è lo stesso, cioè se rientriamo nel 50% sarà il 20% anche lì, quindi Sicuro. se uno ha 50.000 va a 40.000. Va a 40.000. No? Sull'80% uguale. Cioè tutti i soldi anticipati questo- pagano uno sconto del Ecco, questo 20% minimo. è in pratica fisso. Il costo della cessione del credito. Sì. Infatti vi dico subito, ci sono certe multi-utility che fanno le operazioni e hanno già messo un paletto: se non so, il condominio, ipotesi, non ha almeno 12 appartamenti, non guardano neanche. Ma perché? Perché più appartamenti noi abbiamo, più è facile creare questo differenziale. Se noi abbiamo 4 appartamenti, può anche essere complicato avere la marginalità del 20%, quindi non sei interessante. Se tu ne hai 100, quella marginalità può arrivare anche a 40. Cosa vuol dire? Che i condomini che sanno che non tirano fuori un euro, che il preventivo sia alto o basso, non gli interessa. E tutto l'interesse è tutto da parte di chi si compra il credito. Perché dopo alla fine è un'operazione finanziaria più che un'operazione edilizia. Infatti noi stiamo cercando di organizzarsi anche come impresa a trovare dei partner che ci acquistano il credito che siano i nostri fornitori, perché così riusciamo a creare un'economia circolare che non vada a danneggiare nessuno. Perché andare a lavorare con le multi-utility dopo si rischia di andare a lavorare con prezzi tirati e loro hanno tutto guadagno, no? Perché hanno guadagno sia sul lavoro, perché mettono in competizione più imprese, sia sulla marginalità finanziaria. Quindi per loro potrebbe essere un business non da poco. Ottimo. Adesso dopo magari ci saranno domande dirette Volentieri, se ha qualcuno qualche da domanda, casa, per quello che dai si soci, può, per no? quello che si può sapere ad oggi, Ecco, siamo qua per rispondere. ecco. Io volevo aggiungere, Cambiamo. ci spostiamo Sì. un attimo. Sì, l'argomento non è così semplice. Noi abbiamo fatto abbiamo detto lo facciamo comunque, anche se ancora non è uscito il decreto. Questo argomento è argomento da seminario più che da videoconferenza unica, no? Quindi sicuramente riprenderemo l'argomento in una successiva. Sì, teniamo anche conto che se il bene è considerato bene di lusso, anche lì bisogna stare attenti, perché sicuramente attualmente è fuori da ogni tipo di valutazione.